Capo 21. E vicinandosi a Gerusalemme, cui andai ad Befage al monte Oliveto, Gesù ha mandato apostoli, dicendo che andai inter castello, che vesede fassa, e subito caterei un'asena ligada, e coea un aseneo, moea e condusemea. E se che sarà qualchedun che ve parla, rispondeghe che il Signor che ne ha bisogno, e subitamente ivea sarà in libertà. Tutto questo se stato fatto perché avesse effetto quel che ha detto il profeta. Diseghe a fia de Sion, ecco il Torè, che vien da ti dolce de cuor, sora de un'asena, e de un puliero da Tiro. Andando poi a postoi, iga fatto come Gesù ga ordenà, e iga mena l'asina e il puliero, e iga destirà sulla schiena i suoi abiti, e io ga fatto sentar de sora. Una strage de gente ga butà par terra i suoi abiti in te strada. Gene sta tanti che ga taggià rame de alberi, e iga butà in là, dove che se cammina. Quei grumi po' de gente che andava avanti, e che veniva drio, i sigava dicendo: Osanna al figlio de Davide, benedetto queo che viene in nome del Signor, Osanna nel loco più alto del cielo. E cos'è entra in Gerusalemme, s'ha messo in confusion tutta quanta la città, dicendo: Chi sei costù? E i popoli disea: Questo è Gesù, profeta de Nazaret de Galilea. E Gesù se entrane a Cesare Dio, e il ga cassa via tutti quei che vendeva e che comprava, in Cesa. E il ga roversai toi dei mercanti e banche di chi vendeva coe ombe. E il ga dito: C'è scritto, e a mia casa si chiamerà casa de oración, ma vu altri l'ave fatta diventar una speonca de ladri. E aiù se ga fatto arente gli orbi e i sotti in Cesa, e il i ga guarii. Vedendo poi i capi dei preti e i scribi e maravegge che il ga fatto, e i putei che si gava in Cesa, e diceva: Osanna al figlio de Davide, i se andà in tutte e furie. E il ga dito: Non ti senti quel che dice costori? Gesù gli ha risposto: Sento sicuro. Non l'ave mai letto? Per cosa che si sta a perfezionare lode da bocca dei fantoini e anche dei qui da latte. E la sai coeori es andà fuori della città in Betania, e in quel luogo el s'affermà. E a mattina poi tornando in città el gavò fame, e vedendo un figher lungo la strada, el chiese andà rente, e non ga catà nome che fogge, e il ga dito, che da ti non ha sa frutti mai più in eterno. Ento un suppio sa secca il figher. E con gli apostoli ga visto, i se restai de sasso, dicendo, in che maniera sa secca così un lampo? Ma Gesù rispondendo, el ga dito, ve dico in verità che se gavare fede, e non ubitare neanche un fià, non fare minga solamente quello che ho fatto mi de sto figher, ma sarà fatto anche se gli dire a sta montagna, cavite da là e buttite in mar. E tutte quelle cose che dimandessi credendo in te orazione e gavare. E col se venù in Cesa, che se andai vicino a lui che insegnava, i capi dei preti e i veci del popolo, dicendo che con che autorità fas tutte ste cose? E chi te ga dà tanta patronanza? Gesù ga dito, anche a me vi farò a voi altri dimanda solo ad un discorso, che se mi rispondere a ton, vi dirò anche a me, perché sorte di autorità fa ste cose. E il battesimo di Giovanni, da dove gerio? Dal cielo o dagli uomini? Ma Coeori pensava in te a sua testa. Se che avessimo dito dal cielo, e non avaria risposto, par cosa dunque non avevo credesto. Se poi avessimo dito dagli uomini, gavarissimo avuo paura del popolo, perché tutti tenia Zuane per un profeta. E rispondendoghe a Gesù, iga dito, non savemo. E io ga dito, neanche a me vi dico, con che autorità fasso ste cose. Ma cosa ve par? Che c'era un uomo che gaveva do fioi, e andando rente il primo il gadito, Dio mio, va a orar ancuo in te a mia vigna. Io poi rispondendo il gadito, no voglio, e sapò pentio, e il sendà. Vicinandosi post altro, gli gadito lo stesso, e io ga risposto, vado signor, e lo sendà. Chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Io rigadito, è il primo. Gesù gli ha risposto, vi dico in verità che i pubblicani e le donne del malfar andrà davanti di voi altri nel regno di Dio. Perché Giovanni se veniva da voi altri in te a strada della giustizia e non deve credesto. I pubblicani invece e le donne del malfar le ga credesto.
Voi altri po' vedendo che non ve se penti neanche dopo di non averghe credesto. Ascolte s'altra parabola. Che c'era un uomo pare de famegia che impianta una vigna. E il messo attorno a una siega, l'ha messo intorno a una siesa e gli ha fatto una busa per mettere un torco di olive e gli ha tirato su una torre e che ha data a lavorare i contadini e si è ritirato un paese lontano. Cosa è capitata a stagione dei frutti? E il gamma i suoi servi dai contadini attorno sui suoi frutti. E i contadini si è saltati addosso dei servi. Il che ne butta per terra, qualche d'un yoga massà, qualche d'un altro yoga mastrussa a forza dei pirani. Un'altra volta gli ha mandato gli altri servi, che c'era più dei primi, e gli ha fatto lo stesso. Finalmente il mandà il suo proprio figlio, dicendo: «Iga varrà de mio figlio un poco de suggestione». Contadini qui ha visto il figlio e s'ha dito tra de ori: «Costui se l'erede, vegni, massemolo, e così gavaremo a sua eredità». E ciappando, io a casa fora de vigna e io a copà. Cosa sarà poi venuto il paron de vigna? Cosa che fasse de quei contadini? Io riga dito: «El mandarai birbanti ma ora, e che darai a vigna a degli altri contadini che daga i frutti a sua stagione». Gesù ha detto: «Non aveva mai letto in te scritture, e a Piera, che sei stata buttata via da colori che fabbrica, è a quea che ha servito de prima Piera al cantone. Sta cosa è sta fatta dal Signore, e ai nostri occhi è una maraveggia. Per questo vi dico che vi sarà porta via il regno di Dio, e che sarà da a un popolo, perché el passa il suo frutto. E quello che cascarà sopra de sta Piera, el sarà sfracassà, e quello sopra del quale la cascasse, el sarà sfrantumà». E coi primi dei preti e i farisei che sentio le parole di Gesù, gli capio che parlava de ori, e cercava di mettere ghe addosso. Ma è il popolo che aveva paura, perché io che aveva per un profeta.